Benvenuti di nuovo nel mio canale YouTube. Grazie di essere qui e se non vi siete già iscritti potete iscriversi qui sotto dove c'è scritto iscriviti oppure potete anche iscrivervi al canale di Legata. Detto questo, sapete che il nostro video è basato su Incontrerò l'amore nel 2020 e adesso iniziamo a mischiare le carte. Vediamo cosa ci dicono le nostre sibille chiacchierine. Faremo 3 mazzetti di 5 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mettiamo via le nostre carte. Facciamo 3 mazzetti. Bene, ora scegliete il numero 1, il numero 2 o il numero 3. Concentratevi bene, pensate al numero 1, al numero 2 o al mazzetto numero 3. 1, 2, 3. La parola è incontrerò l'amore nel 2020. Bene, detto questo, spostiamo poi i nostri mazzetti e iniziamo a fare la stesa col primo mazzetto. Speranza, Gran Signore, il nemico, il ladro e il belvedere. Ripeto, Speranza, Gran Signore, il nemico, il ladro e belvedere. Quindi per il 2020 noi abbiamo delle grandi speranze, incontreremo sicuramente qualcuno di elegante e di interessante, ma attenzione che avrà una doppia faccia, perché il nemico e il ladro effettivamente non sono un bel presagio, una bella entrata insomma. Noi saremo sempre in attesa, speranzose, però purtroppo per il 2020 prevedo che quella persona che noi incontreremo sarà un attimino fuori dai schemi di una persona normale, perché si presenterà come un gran signore, ma dietro sarà un double face. Quindi attenzione chi ha scelto il primo mazzetto a chi incontrerà nel 2020. Bene, adesso mettiamo via il primo mazzetto e abbiamo visto nel primo mazzetto che è meglio sempre stare attenti perché si presenterà come una bella persona ma dietro sarà falso. E vediamo il secondo mazzetto. Costanza, sacerdote, domestico, militare e viaggio. Ecco, sempre la domanda incontrerò l'amore nel 2020, cosa vediamo? Noi abbiamo una grande costanza, incontreremo sicuramente qualcuno che sarà una persona dotta, intelligente e corretta, sarà anche con la carta del domestico una persona che ci vorrà bene, che ci coccolerà, ma attenzione perché avrà dei segreti e potrebbe essere anche un po' ruvido in alcune situazioni. Però abbiamo il viaggio in finale e quindi con la costanza del viaggio in finale noi vediamo che è anche una persona che gli piace in un certo senso viaggiare e avere dei cambiamenti, però guardando il sacerdote capiamo che è anche una persona intelligente che farà dei cambiamenti intelligenti. Quindi questa persona che noi incontreremo nel 2020 sicuramente sarà una persona all'altezza della situazione per noi. Attenzione però perché qualche segreto c'è, perché vediamo il militare. Quindi per chi ha scelto il secondo mazzetto direi che sì, incontreremo sicuramente qualcosa di valido nel 2020. Adesso vediamo il terzo mazzetto. Per chi ha scelto il terzo mazzetto, bambino, casa, allegrezze di cuore, dottore e deliranti.
Allora, per il 2020 cosa vedo? Vedo che ci sarà una nascita, un incontro con qualcuno che porterà sicurezza, noi saremo sicuramente contenti, però attenzione che ci sarà un cambiamento e sul finale potrebbe esserci qualcosa che non ci piace per il semplice fatto che questa persona potrebbe anche uscire un po' dai binari. Comunque l'inizio nel 2020, quello che incontreremo sicuramente sarà una persona che ci darà una buona impressione, ma poi sul finale di questo incontro, insomma, non è che sarà molto stabile, perché proprio il dottore segna proprio un cambiamento, no? Purtroppo seguito da deliranti e quindi la situazione non dovrebbe essere eccezionale. Quindi attenzione. Attenzione perché chiudendo con deliranti non è stabile la situazione. Quindi riassumendo cosa possiamo dire? Mazzetto numero 1, attenzione, mazzetto numero 2, buono, e mazzetto numero 3, attenzione sul finale. Ecco, cari amici, per questo studio di questo 2020, per questa stesa, possiamo dire che l'1 così così, il 2 va molto bene, il 3 attenzione sul finale perché ci potrebbero essere delle sorprese. Il vostro Marietto veneziano vi saluta e vi ricorda di iscriversi al canale di Hildegarde o del Marietto